Le opere di Giraldi che avremo l'occasione di vedere questa sera sono due, in primis Il Carso e in secondo luogo Un anno di scuola, il film del 1977. Ma partiamo proprio da Il Carso, che è un piccolo documentario che Giraldi gira nel dicembre del 1959 ed è dedicato a una piccola realtà, ad un piccolo villaggio di confine tra il Golfo di Trieste e la Jugoslavia di Tito. Questo documentario è importante per una serie di motivi, da un lato per il tono quasi western che Giraldi riesce a infondere a queste riprese e che anticipa in qualche modo quella che sarà una parte sostanziale della carriera successiva del regista, quella proprio legata alla realizzazione di western all'italiana. Dall'altra parte è un film importante perché sono importanti i contributi tecnici, c'è una voce narrante che è di Callisto Cosulic, c'è una fotografia che è di Pinori, in futuro direttore della fotografia per grandi del nostro cinema, Marco Tullio Giordana, Nanni Moretti, i fratelli Taviani e last but not least questo cortometraggio è importante perché è una riscoperta recente. È stato ritenuto a lungo perduto finché nel 2018 non è stato riscoperto a Bologna, alla Cineteca di Bologna, da Lorenzo Codelli. Di lì in poi Cinema Zero si è incaricata e ha fermamente voluto restaurare questo cortometraggio e restituirlo al pubblico in occasione del suo festival di cinema documentario Pordenone Docs Fest. Quindi è un'occasione per vedere un film a lungo rimasto nascosto e sicuramente fondamentale per il proseguo della carriera di Giraldi. Ma veniamo al lungometraggio Un anno di scuola, un film che è profondamente legato per una serie di fattori al film precedente che avete visto la settimana scorsa, La Rosa Rossa. È sempre tratto da un autore del milieu di confine, La Rosa Rossa da 48 Gambini, Un anno di scuola da Gianni Stuparic. Poi è un film televisivo, come lo era stato La Rosa Rossa, è un film prodotto dalla Rai e ancora una volta l'intermediario tra Giraldi e la produzione è proprio Tullio Kezic, l'amico e collaboratore storico del regista. Un anno di scuola è ambientato a Trieste e Trieste è fondamentale per questo film. È una presenza che non è soltanto scenografica, ma che è in qualche modo spirituale. Giraldi riesce davvero a infondere a questo film il senso di quella città, lo spirito di quella città, il sentimento di quella città. Con una scelta di sceneggiatura che modifica leggermente le coordinate storiche del racconto, Giraldi decide di post-datare la vicenda, cioè di collocarla nel contesto prebellico. Vedrete che la festa di maturità di questa classe di un liceo triestino corrisponderà a livello temporale con il momento dell'assassinio dell'arciduca Ferdinando, quindi con il momento iniziale del primo conflitto mondiale. Al centro del film c'è un personaggio femminile, straordinariamente forte, di grandissima personalità, che è Edda Marti, una ragazza capace di farsi strada in una classe di soli maschi e quindi in grande in una società di soli maschi. Questo infonde al film, come già infondeva il racconto di Stuparic, un carattere quasi femminista da un certo punto di vista. Piccola curiosità di casting, il ruolo che poi sarà messo in scena da Laura Lenzi, il ruolo della protagonista, inizialmente era destinato ad Isabella Rossellini, che aveva addirittura fatto un provino, aveva convinto il regista, ma poi decise di ritirarsi, di rifiutare il ruolo per motivazioni, devo dire, abbastanza difficili da ricostruire. Al momento dell'uscita Un anno di scuola non fu un successo straordinario, forse il momento non era quello più adatto per un film nostalgico legato a certe atmosfere del passato, però Franco Giraldi ricordava con grande piacere, con grande emozione, la proiezione al Festival di Locarno, in piazza, con di fronte più di 5.000 persone che rimasero colpite, entusiaste, soprattutto i più giovani, dal sentimento che emana da questo film. Successivamente Un anno di scuola finì non perduto ma quasi, sicuramente dimenticato. È stato riscoperto solo recentemente nell'ambito delle retrospettive dedicate al regista, però tuttora non esiste per esempio un'edizione home video, un'edizione DVD di questo film e la copia che vedrete questa sera è proprio la registrazione televisiva dell'epoca che viene non a caso dalle teche Rai.
Non voglio aggiungere altro, voglio lasciarvi la visione, ma vi ricordo l'ultimo appuntamento della rassegna che avrà luogo la prossima settimana e sarà incentrato sull'ultimo film della trilogia della Frontiera, che è appunto La Frontiera, 1996. Ma prima, una chicca per l'ultima serata, sarà sicuramente la visione di un documentario realizzato qualche anno fa da Luciano De Giusti, che è un ritratto, come dice il titolo stesso, un ritratto davvero sentimentale, anche in questo caso, della figura di Giraldi, colta in tutta la sua complessità e il suo spessore culturali. Con questo vi lascio, ancora una volta buona visione e grazie.